Martedì 13 febbraio, buongiorno Sicilia da Michele Cucuzza ed Angelo Gagliano. Sicurezza in città da Sant'Agata alla Movida, ne parleremo tra poco. Spariti oltre 7.000 negozi nella nostra regione, una setta purtroppo dietro alla terribile strage di Altavilla Milicia. Da questa che partiamo con i nostri servizi, c'è attesa per le autopsie delle 3 vittime, madre e 2 figli, uccisi dal muratore Giovanni Barreca, un fanatico religioso, reo confesso. Pare che la strage sia durata addirittura 3 giorni. Ecco, accusata di concorso in omicidio anche una coppia che è stata fermata insieme con l'assassino. I 2 avrebbero spinto l'uomo ad agire per liberare la sua casa dal demonio. Vediamo. Il fanatismo religioso, le ombre di presenze demoniache in casa, i sospetti sulla setta e il ruolo di 2 presunti manipolatori, tutti ispirati da un fantomatico santone, guaritore ed esorcista che attraverso proseliti online afferma di essere in grado di scacciare il demonio. C'è tutto questo nel racconto della strage familiare compiuta da Giovanni Barreca, un muratore di 52 anni che ha massacrato la moglie Antonella Salamone e i 2 figli Emanuel e Kevin di 5 e 16 anni ad Altavilla Milicia nel Palermitano. E così il sospetto degli inquirenti è che il pluriomicida non avrebbe agito da solo. Con lui sono stati fermati Sabrina Fina, di 42 anni, e Massimo Carandente, 50enne campano. Lui disoccupato, lei piccoli lavoretti come venditrice online di prodotti alimentari e cosmetici naturali. Tutti sono accusati di triplice omicidio e occultamento di cadavere e da ieri sono rinchiusi nel carcere Pagliarelli di Palermo. Secondo gli inquirenti, Giovanni Barreca è stato probabilmente spinto a compiere la strage, istigato a uccidere moglie e figli dalla coppia che l'uomo, fanatico religioso, aveva conosciuto in una chiesa evangelica. I 3 si incontravano nella villetta di Barreca ad Altavilla Milicia, dove è avvenuta la tragedia, per pregare. E ancora, sui social il muratore condivideva solo post di soggetto religioso, così come i suoi complici, che avrebbero avuto parte attiva per liberare la casa e la famiglia dal diavolo, come ha detto Barreca ai carabinieri. I delitti sarebbero stati compiuti almeno 36 ore prima del ritrovamento, come emerge dall'esame dei corpi. In particolare uno dei figli sarebbe stato torturato e strangolato con una catena, mentre i resti bruciati della moglie sono stati ritrovati nel giardino seppelliti nella terra. Ma restano ancora molti punti oscuri da chiarire. Cruciale per la ricostruzione di quanto è avvenuto in quella casa degli orrori è stata la testimonianza dell'unica superstite del massacro, la figlia 17enne dell'assassino. La ragazza, che al momento si trova in una struttura protetta, avrebbe assistito allo scempio, sarebbe stata drogata e sequestrata, tenuta davanti ai cadaveri dei fratelli fino all'arrivo dei sanitari del 118 che l'hanno trovata in stato confusionale. Lei stessa avrebbe raccontato di essersi svegliata di notte ed aver visto i fratelli morti e a dichiarare che il padre e gli amici avevano fatto un esorcismo per scacciare i demoni. Di questo torneremo a parlare fra poco nel corso del nostro programma, poco prima delle 9. Intanto naturalmente diamo conto della protesta dei trattori che non si ferma, si preparano a un raduno nazionale che ci sarà giovedì a Roma al Circo Massimo. In Sicilia oggi c'è l'evento più importante a Poggioreale, la località dove è cominciata la protesta. I comitati spontanei chiedono a gran voce lo stato di crisi per le difficoltà economiche in cui si trovano e intanto il governo sta per ridurre l'IRPEF agricola. Vediamo. Proseguono uniti e compatti gli agricoltori siciliani nella loro protesta che oggi si snoda nel Palermitano con un corteo di mezzi sulla strada statale da Bolognetta fino al mercato ortofrutticolo di Villa Abate. È la Sicilia che alza la voce, quella nata dalla disperazione di comitati spontanei che senza personalismi interni sono stati i primi nel paese a lanciare un allarme forte e coinvolgente, tanto da decidere di dare vita alla più imponente manifestazione nell'isola, Poggioreale. Andremo dove tutto è cominciato. Ci spiega così Lorenzo Giocondo, portavoce della protesta in Sicilia, che annuncia anche un intervento dal palco del Carnevale di Sciacca. Al vertice delle richieste la proclamazione dello stato di crisi nazionale che gli agricoltori siciliani condivideranno, partecipando peraltro numerosi all'appuntamento nazionale di giovedì a Roma, al Circo Massimo. Saremo circa 1000, continua Giocondo, e di ora in ora si stanno aggiungendo presenze. La forza della protesta si accentua anche alla luce della convinzione da parte degli agricoltori siciliani che dalla politica nazionale, così come da quella europea, non arrivi null'altro che dichiarazioni propagandistiche. Sono dei geni, la politica è geniale, la Conca d'Oro, tutto abbandonato.
Da Roma, dove sta partecipando a incontri che puntano anche alla strutturazione dei comitati spontanei in una forza organizzata, Lorenzo Giocondo non dimentica le promesse vane del ministro Salvini, che aveva sbandierato il no all'import del grano canadese. Solo parole al vento, tristemente dichiara. Eccoci al momento della rassegna stampa con Angelo Gagliano. Angelo. Allora, cominciamo stamattina dalla Sicilia. Ci sono due fatti che riguardano la nostra regione in primo piano, con due fotonotizie. Da una parte la strage familiare avvenuta nel palermitano, sacerdotessa del male, la strage, nessun pentimento della coppia che avrebbe ispirato la mattanza ad Altavilla, l'allarme degli esorcisti attenti ai santoni. Questa è una delle due notizie di cui dicevo si parla stamattina. Dall'altro, proprio accanto, vedete l'inferno in paradiso. Di cosa si tratta? È la storia di un falegname di Giarre morto al lavoro su una nave da crociera alle Bahamas. Il cadavere torna con segature e fogli al posto degli organi, e questo è una sorta di rompicapo anche per i magistrati. La tragedia di Niscemi, ancora, è morto per salvare il cane che era precipitato nel pozzo. E sempre restando sulla prima pagina della Sicilia, Urso, il ministro benedice la Gigafactory mentre Schifani resta qui l'energia prodotta. A Caltanissetta c'è in corso il processo sul cerchio di Montante. L'ex presidente di Confindustria Sicilia, Musumeci, racconta per l'appunto c'era anche Antoci e scoppia la polemica. Queste le parole dell'ex presidente e attuale ministro. Ma andiamo alle pagine interne e allora sentiamo, anzi leggiamo le parole farneticanti. Abbiamo fatto soltanto del bene, la coppia satanica non rinnega nulla, strage pianificata, la donna uccisa una decina di giorni fa, il messaggio di uno dei figli degli amici. Questa è la pagina all'interno con tutte le notizie sulle indagini, ma c'è l'allarme, come abbiamo visto dalla prima, degli esorcisti. C'è chi sfrutta il dolore, sdegno e rabbia sui social. Dillo adesso a Dio cosa hai fatto. Questa insomma è sarebbe stata una delle frasi pronunciate e chiaramente rivolte alle vittime. Lacrime e preghiera, lo strazio dei compagni al liceo artistico di Bagheria. Ma il tema non è diciamo, affrontato soltanto dalla Sicilia. Nelle pagine interne di Repubblica leggiamo: la villetta degli orrori, litigavano di continuo l'abitazione dove Giovanni Barreca ha massacrato la moglie e due figli, somiglia ad un rudere. I vicini raccontano frammenti di vita della famiglia. Antonella era orgogliosa del ragazzino Kevin, l'unico che si vedeva in giro. E anche su Repubblica c'è un approfondimento, stavolta a parlare una psichiatra, una deriva psicotica accelerata da social e crisi economica. Le sottoculture sono fagocitate attraverso la rete, comunità dove chiunque può generare consenso. Queste insomma sono le parole forti anche degli esperti. La vicenda comunque viene ancora seguita dai quotidiani nazionali. Vediamo il Corriere della Sera intanto: la strage in famiglia, dissi a mia sorella di cacciare quei folli. Il fratello della donna uccisa con i figli ci parlò di quella coppia. La pista della setta si allarga, indagini per cercare altri registi di questi tre delitti. E ancora, vedete, i due complici del massacro e i deliri contro il diavolo. Chiamateci fratelli di Dio. Anche il piccolo di 5 anni era stato plagiato. Ci sono i demoni in casa. Siamo su Repubblica, stavolta nazionale. Nella villetta 3 giorni di massacro, il delirio, volevamo fare del bene, i coniugi arrestati, possibili registi della strage. Da inizio settimana si erano trasferiti nella casa in vista dell'esorcismo. In caserma sono apparsi stupiti, poi hanno iniziato a negare. La donna uccisa giovedì, bruciata sabato, i figli torturati. Sono racconti davvero agghiaccianti. Vittima o complice, sicuramente succube, il mistero della figlia risparmiata dal padre. A proposito della sopravvissuta, tutto questo dalle pagine
interne di Repubblica Nazionale. Torniamo invece ai fatti che ci riportano alla nostra regione, con i quotidiani che si occupano dei fatti ancora strettamente legati alla Sicilia, e andiamo a Giarre, siamo in provincia di Catania. L'inferno di Alfio, morto in paradiso dalle Bahamas e il suo corpo svuotato. Un falegname di Giarre deceduto dopo malore sulla nave da crociera, inchiesta per omicidio colposo, ma dentro il cadavere solo segature e fogli di giornale, rogatoria internazionale dei PM di Catania. Vediamo se avere qualcosa in più. C'è un esposto, condizioni disumane di lavoro, gravi omissioni nei soccorsi, sono già indagati imprenditore di riposto e comandante della Carnival. Il giallo macabro, il console a Nassau, rivela al legale la confidenza dell'addetto alle pompe funebri locali, gli organi buttati via, e ancora la famiglia stava benissimo prima di partire, come è morto, dove sono i pezzi della salma, chiediamo presto verità e giustizia. Un'altra storia che ha chiaramente dell'incredibile. E adesso siamo a Caltanissetta, il cerchio di montante tra affari in assessorato e marionette da guidare. Il processo a Caltanissetta, sul banco dei testimoni Musumeci, tra mancata elezione a Palermo e soluzioni per la spazzatura. La struttura elastica, vi facevano parte la Monterosso, Fiumefreddo, Antoci, l'Apostolo, Antimafia, Sistema dei rifiuti, con il mio governo finanziati 5 impianti pubblici, prima c'era oligarchia dei privati. Sono le parole dell'attuale ministro per la protezione civile, ma ex governatore di Sicilia, Nello Musumeci. Adesso a Catania vediamo la prima della pagina dedicata alla città, ma anche alla provincia. Monsignor Renna, si può fare meglio. L'ottava della festa, migliaia di persone in cattedrale e piazza Duomo gremita per l'ultimo saluto. Nell'omelia di ieri sera l'arcivescovo ha ricordato i momenti salienti della festa e affidato 2 impegni ai fedeli. E ancora, vedete la devozione per Sant'Agata, un fiume ininterrotto di fedeli in cattedrale per salutare Sant'Agata, migliaia di persone in preghiera per tutto il giorno davanti al busto reliquario, in serata l'ultima uscita su Piazza Duomo. Sant'Agata tornerà di nuovo per le festività agatine di agosto, il 17 di agosto. Chiudiamo con per quanto riguarda la Sicilia, con lo sport. Sturaro, non puntiamo solo sulla Coppa Italia, noi vogliamo i playoff. Ho trovato una società molto ambiziosa, un ambiente affamato di calcio, cercavo una sfida professionale, la onorerò al meglio. Certo, non ha iniziato nel migliore dei modi, squalificato dopo l'espulsione per 2 turni, quindi mancherà sia domani contro il Latina che domenica. Speriamo insomma che possa essere accolto anche il ricorso della società per vederlo in campo domenica contro la Juve Stabia. Torniamo ad occuparci della vicenda di Altavilla. Siamo sul giornale di Sicilia, i mostri di un macabro rito, questo è il titolo. Il crescendo fanatico di Giovanni Barreca con la coppia complice, le prolungate torture sulla moglie Antonella e i 2 figli, il fratello di lei, non dite che è pazzo, deve pagare. Queste sono le sue parole, le indagini nella Villetta degli Orrori, dove si erano trasferiti Sabrina Fina e Massimo Carandente per portare a termine il massacro. Il profilo: la donna fermata aveva subito violenze in famiglia, shock pure a Sferracavallo, il vicino di casa erano molto riservate. E poi il reportage, 7 sataniche, il mondo nascosto che prolifera. Ma ci sono anche tanti altri fatti che vengono raccontati come i precedenti, decine di allarme per furti sacrilegi di ostie, e poi il professore Cuffaro, l'occulto affascina i deboli, cauto l'esorcista fra Villetta, vedo solo un delirio. E poi ci sono anche i trattori sulla prima pagina del giornale di Sicilia, 100 trattori in corteo, causa le porte di Palermo, venerdì tocca Marsala, proseguono le proteste in Sicilia. Ma intanto c'è da segnalare anche che alla Regione si parla di contratto, rinnovo di contratto, bocciata la proposta sindacale, il governo non ci sono le risorse, il rinnovo torna in alto mare. Questo sul giornale di Sicilia.
adesso siamo a Repubblica Palermo, ci siamo occupati già con Repubblica della Villetta degli Orrori, ma intanto, vedete, si parla ancora dello stadio Barbera. La Galla chiede allo sceicco di investire sul Barbera, nelle pagine interne poi altre particolari, e ancora Musumeci attacca Crocetta, obbediva a Montante, stiamo parlando del processo di Caltanissetta. Pagine interne, allora vediamo di approfondire qualche notizia di quelle di cui abbiamo già parlato dalla prima, eccolo qui. Parliamo dello stadio di Palermo. Dopo l'apertura, l'invito, la Galla chiede allo sceicco di investire sul Barbera. Si conferma la massima apertura a proseguire le interlocuzioni con la società, dice il primo cittadino. Il sindaco ha ribadito che le due parti stanno dialogando per rivedere il canone e riportarlo al doppio, cioè 341.000 euro. Questo per il Barbera. Adesso andiamo invece sulla Gazzetta del Sud e vediamo subito la prima pagina. Sicilia, rottura giunta sindacati, il riferimento è al contratto, crisi all'Ars, il commissario della Lega ribadisce la fiducia a Schifani, sul contratto degli oltre 10.000 dipendenti regionali bocciata la proposta delle organizzazioni di categoria. E ancora il viadotto Ritiro, 4 mesi per completarlo, questa è la domanda, l'ennesima scadenza per una delle incompiute di Messina. Intanto Ponte sullo Stretto, oggi a Roma l'iniziativa comune di Partito Democratico, di Sinistra Italiana e di Verdi contro il progetto del ponte. Milazzo-Barcellona, difesa degli ospedali, presidio di giovani davanti alla sede dell'ASP, ma c'è ancora altro a proposito della guerra dei trattori, redditi agricoli e nuova IRPEF, la mano tesa del governo. E abbiamo ancora le polemiche legate al Festival di Sanremo, frasi censurate, bufera su Mara Venier dopo il caso Gari a Sanremo, Domenica In d'Argent D'Amico, stoppato sul tema dei migranti. Ci proiettiamo già alle notizie, diciamo, nazionali e internazionali. Israele contro tutti, intanto libera 2 ostaggi, ma a Gaza 3 prigionieri sarebbero rimasti uccisi sotto una raffica di bombe. Ci fermiamo qui per il segmento dedicato alla rassegna stampa regionale. Saranno notizie che svilupperemo sicuramente esaminando i quotidiani nazionali, li vedremo fra pochissimo, state con noi, buongiorno Sicilia. Buongiorno Sicilia, è il momento di dare un'occhiata ai quotidiani nazionali con Angelo Gagliano. Allora, ripartiamo e lo facciamo con Avvenire, che è il quotidiano dei vescovi italiani. Fermarsi in tempo, il titolo scelto da Avvenire, dall'ONU all'Unione Europea, dagli USA a Londra, appelli a Israele a evitare una catastrofe a Rafah, con un blitz liberati 2 ostaggi, Netanyahu avanti così, decine di morti nei raid, nessuna via di fuga dalla città della striscia, un caso gli interventi RAI dopo quello dell'ambasciatore, quindi le polemiche da questo punto di vista non si placano. Il Papa interviene, la tecnologia non sfiguri l'umano, la riflessione di Papa Francesco. Lasciamo Avvenire, adesso andiamo a leggere anche il Fatto Quotidiano questa mattina. Vedete, si parla ancora delle polemiche legate al Festival di Sanremo, non solo Rai, oggi in Parlamento 6 mozioni su Israele, Gaza, Gali censurato anche da Repubblica, scrive il Fatto Quotidiano, niente intervista, Molinari la fa saltare, non cita il 7 di ottobre, molti artisti col rapper, sul voto in aula le destre con Bibi e il PD è in imbarazzo. Questa è la fotografia di quello che è, diciamo, il tema Israele o comunque la guerra in Medio Oriente. Adesso siamo al Corriere della Sera.
Anche qui il tema di quanto accade a Gaza, blitz e bombe, liberati 2 ostaggi, raid israeliano a Rafah, Hamas accusa decine di vittime, tensione, Biden e Netanyahu, scontro con l'ONU, negato l'ingresso ad una funzionaria italiana, Kamala Harris è pronta a servire da leader, quindi si parla del dopo Biden in qualche modo la vice di Biden si propone in considerazione del fatto, ieri ne parlavamo, che evidentemente negli Stati Uniti si teme che non sia in grado di poter fronteggiare Trump-Biden. Poi vedete, sempre sulla vicenda di Sanremo, un altro caso in Rai, D'Argen zittito e polemica su Venier, il dopo Sanremo in TV, se ne parla ancora, si continua a parlare. Poi la vicenda dell'italiana che si trova in Ungheria in carcere, Salis, la scelta di chiedere i domiciliari in Ungheria. C'è tanto anche sui trattori, nuova intesa, più esenzioni IRPEF, esulta la Lega, Meloni, noi compatti a proposito della posizione del governo, gli agnelli e l'eredità IPM nella dicembre, evidenti anomalie di inchiesta, la società Cassaforte, si discute sui fondi, insomma evidenti anomalie nell'assetto della dicembre, così i PM di Torino nel decreto di perquisizione dopo la notazione della finanza. Lasciamo la prima del Corriere, adesso vediamo la Stampa di Torino che ha un focus sul lavoro. Il lavoro c'è, stipendi mai così bassi. C'è stato un vertice tra Conti e Landini, il fastidio del Partito Democratico, noi con Todd in Sardegna, l'ex premier si fa i fatti suoi, insomma c'è una polemica da questo punto di vista. E poi io e te contro i comunisti, vedete questo abbraccio, chiamiamolo così, tra il presidente argentino e Giorgia Meloni, l'internazionalizzazione di lotta e di governo. Questo è quello che scrive stamattina Giovanni Orsina sulla Stampa, ma c'è anche sul quotidiano di Torino si parla di Medio Oriente, il blitz israeliano a Rafah, liberi 2 ostaggi, 100 morti, la geopolitica, Biden e Unione Europea contro Trump, nessuno tocchi la NATO, questo è quello che scrive la Stampa. Repubblica, la destra marcia sulla Rai, questo è il titolo, politica e cultura in apertura, Stato di diritto in Italia, l'Unione Europea cerca garanzie, il governo minimizza, dopo Sanremo la maggioranza censura le parole dei cantanti, D'Amico e Egali, il PD, libertà di espressione anche se non si è d'accordo, la russa contro Amadeus per le foibe, doveva ricordare che è stato un crimine dei comunisti, attacchi al successo del rapper Joelier, insomma. Sanremo non ha fatto polemica politica durante il festival, ma ha lasciato uno strascico praticamente interminabile. La guerra a Gaza, leggiamo con queste due foto, blitz di Israele a Rafah, liberi 2 ostaggi e poi ancora, vedete, pronta a servire, Harris si candida a sostituire Biden in maniera molto evidente. E poi l'Europa studia come salvare la NATO da un bis di Trump. Ci sono già le eventuali contromisure evidentemente che sono allo studio. Il Messaggero, eccolo qui il titolo, Rafah, Israele libera 2 ostaggi, 100 morti nei blitz, trattori, sì agli sgravi IRPEF, tasse tagliate del 50% agli agricoltori con ricavi tra i 10 e i 15 mila euro, sciolto il presidio a Roma, la Meloni capisco le loro proteste, chiedono quello che il nostro esecutivo pretende dall'Europa. Questa è la sintesi del Presidente del Consiglio. Kamala e Taylor, fattore D sul voto USA, riferimento alla vice di Biden, chiaramente alla star del pop internazionale. Vedete, la vice Harris sfida Biden e la Swift potrebbe spingere i Dem, quindi dare un sostegno alla campagna elettorale. Poi il ministro Valditara che si è occupato, è andata nella scuola dove c'è stata l'occupazione, dove c'è stata anche una devastazione, dice bocciare chi danneggia le aule nelle occupazioni. Il ministro funzionano i tecnici 4+2 iscrizioni, il liceo scientifico resta al top, questo per quanto riguarda diciamo, le scuole superiori in Italia. Il Giornale, leggiamolo insieme,
bocciare i vandali della scuola, anche qui si torna a parlare di quanto avvenuto, giro di vita del ministro, Valditara al liceo milanese occupato, commessi molti reati, smentita la bufala dell'Italia sotto tutela dell'Unione Europea, ma anche sul giornale Gari, Joelier e Dargen tra rapper e capo del PD, l'opposizione nasce a Sanremo, quindi sia una visione particolare di quello che lascia il festival. Abbiamo detto, ci sono tante polemiche post festival. Agricoltori, oggi le misure, Meloni compatte il governo, la strada è quella giusta. Dal giornale siamo invece al manifesto, così vediamo anche punti di vista completamente diversi, non solo sullo stesso tema ma sui temi di carattere internazionale. Testa di cuoio il titolo, Biden lo insulta in privato ma non lo ferma, questo scrive il manifesto. E allora, dopo un blitz accompagnato da massicci bombardamenti su Rafah, Netanyahu può celebrare la liberazione di 2 ostaggi, altri 3 forse sono rimasti uccisi nell'operazione insieme a decine e decine di palestinesi innocenti. E poi trattori e terzo mandato, Salvini punge, Meloni smorza. Questo per dare la sintesi di quella che è la situazione politica nel nostro paese. Vediamo anche il titolo della Verità, che come sempre ha delle aperture, delle notizie tutte sue. L'eutanasia spacca le roccaforti PD, si sveglia il presidente dei vescovi, il diritto di morire è un inganno, la delibera serve a Bonaccini per aggirare, leggiamo insieme, le contrarietà nel suo partito che rendono quanto mai incerta l'approvazione della legge regionale, ma persino il suo collega Gianni lo boccia. In Toscana non lo faremo, Cartabia a gamba tesa, Parlamento intollerabile. Insomma, si parla di quella che è la legge sulla fine vita, si discute tantissimo di questo tema. Poi il Covid è un filone, diciamo, di notizie, di inchiesta che la Verità porta sempre avanti. Miocarditi, vaccini peggio del Covid, effetti avversi anche con l'antivirale. Alert dell'EMA, intanto Rezza confessa mai letti contratti con Pfizer. Insomma, sono tutte notizie che ha la Verità. Adesso a proposito sempre di prime pagine, vediamo la prima del Tempo di Roma, protesta dei trattori, la pace agricola, così viene definita dal Tempo. Il governo trova la quadra, più risorse per aumentare lo sconto IRPEF ai coltivatori, 0 tasse fino a 10.000 euro e dimezzate sotto i 15.000. Meloni, investiamo nel settore. L'ala oltranzista non molla e conferma la manifestazione di giovedì al Circo Massimo, quindi non è per nulla, diciamo, rientrata questa. Questo è un titolo che riassume bene un po' la situazione. Assolutamente. E poi vedete, questa è la notizia di stamattina che Osho comunque riprende, intelligenza artificiale alla Camera per aiutare a scrivere le leggi. Cosa dice Osho? Pigliano 13 sacchi al mese, 13.000 euro, e li devono pure aiutare a scrivere le leggi. Quindi, insomma, hanno pure bisogno di una intelligenza artificiale, malgrado gli stipendioni. Adesso ci sarà l'intelligenza artificiale che aiuterà a formulare, insomma, le disposizioni, le norme, le leggi. Allora, parliamo anche di Super Bowl, non l'abbiamo fatto, però la notizia la rivediamo in prima sul Tempo. Kansas City campione, ma a tenere banco il bacio tra Kansas e la Swift. Possiamo leggere San Francisco KO al Super Bowl e chiudiamo con questa bellissima foto. Insomma, benissimo, grazie. Adesso è il momento del meteo, poi parleremo della sicurezza a Catania. State con noi, buongiorno Sicilia. Bentrovati da Clara Ventura di Trebimeteo, giornata di martedì che vedrà la pressione atmosferica in aumento sul territorio. Avremo dunque una giornata soleggiata al centro-nord e sulla Sardegna, mentre un po' di variabilità con residui fenomeni insisteranno su parte del sud. Sulla Sicilia, ad esempio, la giornata si presenterà inizialmente soleggiata ovunque, nella seconda parte del giorno poi nuvolosità in graduale aumento su parte del versante tirrenico con locali precipitazioni. Temperature massime diurne ancora una
stavolta al di sopra della media stagionale con punte intorno ai 17-18 gradi. Alta pressione dominante nella giornata di mercoledì, avremo dunque ampi spazi soleggiati in un contesto di assoluta stabilità atmosferica con cielo sereno al più lievi velature di passaggio. Attenzione ai venti che saranno sostenuti per l'intera giornata, il tutto con temperature che anche in questa giornata toccheranno i 18-19 gradi. Con questo è tutto, maggiori dettagli vi attendono scaricando e consultando la nuova app di Trevi Meteo. Posso dirti ciò che sento da tempo? Dimmi. Tutti i giorni su Antenna Sicilia alle 12:50 E 19:20? c'è chi la vuole Cotta. Sempre molto divertente questo promo. Diamo il benvenuto al dottor Francesco Fucarini, che è capo di gabinetto della Questore di Catania. Grazie per essere con noi. Parliamo di sicurezza e vogliamo un po' fare il punto su due situazioni. Innanzitutto la Movida e poi Sant'Agata. Da dove vuole cominciare? Ma come vuole lei? Anche Cominciamo dalla Movida. dalla Movida. La Movida che tanto allarme desta un po' in tutte le città, però a Catania sembra veramente, come dire, un'isola felice o quasi. Che provvedimenti avete preso per rendere più sicura la città da questo punto di vista, e soprattutto il sabato e la domenica, che sono i giorni in cui c'è maggiore folla e c'è maggiore partecipazione? Certo, la Movida è sempre all'attenzione delle direttive del nostro ministro Piantedosi che vengono poi discusse ed elaborate in sede di comitato presieduto dal prefetto. Sono state impartite direttive stringenti alle forze di polizia per garantire un presidio e la massima prevenzione possibile nelle zone particolarmente interessate al fenomeno, e qui sappiamo essere la via San Giuliano, sicuramente la piazza Bellini, dove noi ogni sabato e domenica nelle ore serali e notturne destiniamo una consistente quota di forze di polizia e di risorse per garantire appunto e prevenire eventuali comportamenti illegali. Il provvedimento più giusto, che sta funzionando meglio, è quello del gruppo interforze, è vero? Sicuramente. Questa tutti è un i po' nuova questa cosa, o no? Beh, nuova no, perché tutti i nostri servizi disposti in sede di comitato hanno la caratteristica interforze, cioè l'impiego di tutte e tre forze di polizia che sono coordinate dal punto di vista tecnico-operativo dal signor Questore con delle specifiche ordinanze, assegnando la direzione a un funzionario di pubblica sicurezza e alla Polizia di Stato dei servizi e l'impiego di Arma Carabinieri, Guardia di Finanza per la gestione complessiva del dispositivo. Ecco, senza voler fare adesso paragoni rischiosi, ma come dire, c'è una differenza fra quello che realizzate a Catania e quello che purtroppo ogni tanto registriamo a Palermo? Da cosa dipende secondo lei, senza voler chiamare in causa? No, per carità, nessuno? Sono paragoni diciamo un po' impossibili, nel senso bisognerebbe vedere i contesti territoriali, l'entità del fenomeno, la possibilità che sia di aggredirli con le risorse disponibili, diciamo, sono fatti differenti. Anche a Catania abbiamo avuto delle situazioni particolari, certo non gravi come quelle di Palermo, però riusciamo a contenere, ad arginare. E lì come si interviene, parliamo di Catania, come si interviene quando avvengono fenomeni che, come dire, destano allarme, preoccupazione? Ma sicuramente si interviene attraverso una radiografia del fenomeno per capirne i contorni e trovare le modalità giuste per contenerlo, e poi si interviene con tanta prevenzione, aumentando le pattuglie sul territorio, disponendoli in maniera strategica, in maniera da avere una osservazione privilegiata di tutti i flussi e delle dinamicità del momento, ecco, cercando di intercettare e di prevenire quei comportamenti illegali. Lei ha usato la parola prevenzione, che è molto importante, e che anche noi cittadini che non siamo abituati alle vostre strategie apprezziamo molto, perché pensiamo che sia efficace la presenza delle forze di polizia, come poi voi disponete, naturalmente lo decidete voi, che non invece il fatto che ci siano le cosiddette telecamere, che poi si intervenga dopo quando purtroppo ci sono allarmi, eccetera. Perché
È giusto conoscere, Certo. come dire, bene un territorio e sapere quali sono i punti dove piazzarsi, o Certo, sbaglio? certo, un po'? no, sicuramente sì, bisogna conoscere a fondo il territorio, le dinamiche. Ripeto, certo, le misure di difesa passive come le telecamere aiutano e diciamo, integrano questo dispositivo, però sono sistemi tecnologici che ci aiutano anche a leggere il territorio. Però le telecamere richiedono un impegno notevole, non solo perché devono essere tante, ma che poi bisogna andare a guardare le immagini, Certo, bisogna servono in essere fase- presenti al momento dell'analisi delle immagini, giusto? Certo, servono in fase investigativa quando poi succedono i fatti di reato per ricostruire a monte le condotte. Servono anche, ripeto, a osservare ciò che avviene quando magari la pattuglia è impegnata diversamente o in quel momento non c'è il passaggio della pattuglia che pure è previsto, per vedere un po' cosa succede e quali sono appunto le dinamiche dei flussi o di alcuni gruppi magari che si associano in certi punti della città. Ma è meglio avere pattuglie in movimento, considerate questo la cosa migliore, oppure presidi fissi, diciamo? Secondo l'esigenza, appunto, secondo l'analisi che noi facciamo, Voi che scelta fate? l'analisi situazionale che il signor Questore, con il signor Questore facciamo ogni giorno, riunioni operative sul tema, e dall'analisi situazionale esce il miglior dispositivo applicabile. Ci sono situazioni in cui, come la Movida a Piazza Bellini prevede il posizionamento fisso. Di pattuglie per quanto riguarda la Movida, ci sono situazioni in cui la direttiva è quella di una vigilanza dinamica dedicata. Suggerimenti per i cittadini, anche i giovani, anche quelli che magari a tutto pensano tranne che a questo, ma quando uno avverte una situazione, come dire, che sta sfuggendo di mano, cose poco regolari, cioè, che deve fare? E sicuramente segnalare alla forza di polizia presente oppure al 112 per un immediato intervento. 112? 112 sicuramente, che è il numero Questo unico lo di può fare emergenza. col proprio telefonino, Certo, non ci certo, sono sì, limiti. assolutamente. Ecco. E poi rivolgersi alla forza di polizia presente sul momento, alla Movida, per segnalare eventuali situazioni anche di disagio relative a comportamenti che magari illegali non sono dal punto di vista del codice penale, ma che creano un certo disagio, come gli schiamazzi o le grida immotivate. Ecco. Ah, anche quelle si possono sì. No, si possono, attraverso un intervento di moral suasion nei confronti di chi ha questi comportamenti fuori le righe. Però è meglio, come dire, in qualche modo farvelo presente. Certo, ecco. certo. Diciamo noi, così. noi sollecitiamo sempre la collaborazione. Un'altra pagina molto importante e positiva che ha vissuto Catania è stata la festa di Sant'Agata, Sì. che a detta di tutti, da Monsignor Renna al sindaco di Catania, oltre a voi naturalmente, che ha visto una presenza forse mai vista prima, come folla, al punto che si è tardato moltissimo poi durante la processione e così via. Però questo è un segnale positivo, perché poi in realtà da quello che abbiamo registrato non è accaduto nulla di particolarmente significativo. Questo come è funzionato? Beh, è funzionato, intanto non è accaduto nulla grazie al grosso lavoro di tutte le componenti della galassia sicurezza per Sant'Agata, che non sono solo le forze dell'ordine, ma sono anche i tanti volontari, la protezione civile del comune, i volontari della Basilica Cattedrale, che ci hanno aiutato in questo percorso e in questa esperienza, che è un'esperienza esaltante che arricchisce il nostro patrimonio professionale, perché misurarsi con questi fenomeni non è sempre facile. Tutto parte evidentemente dalle direttive, dalle linee guida adottate in sede di comitato presieduto da Sua Eccellenza il Prefetto, dove le componenti religiose, il Vescovo, il Sindaco, il Questore hanno elaborato appunto le linee guida per la elaborazione dei piani di safety da parte degli organizzatori, sia della Basilica Cattedrale per quanto riguarda le funzioni all'interno della cattedrale, che del Comitato di Sant'Agata, del Presidente, per quanto riguarda le processioni e gli eventi collaterali, e sulla base di quelli si è stata svolta una intensa attività di sopralluogo che nei giorni precedenti Sant'Agata, che ha visto coinvolte tutte le componenti per cercare di capire quali erano le misure organizzative e dispositivi di ordine pubblico per contenere eventuali vulnerabilità. Quindi vi siete rivolti alle diverse componenti presenti che più o meno immaginavate, per chiedere anche
che cosa prevedevano, i movimenti, gli spazi, Abbiamo fatto le difficoltà. diversi sopralluoghi con il Capovara, con il signor Consoli, il presidente del comitato, per garantire una sicurezza a 360 gradi per sopralluoghi, esiti di sopralluoghi che hanno poi consentito un'analisi, l'emanazione di direttive interforze da parte del signor Questore per l'attuazione di quelli che erano i dispositivi di contenimento. Questo è un elemento che forse voi non è direttamente, non vi coinvolge, riguarda di più forse quelli che una volta si chiamavano i vigili urbani. Il traffico però è rimasto paralizzato a Catania anche per esempio ieri che era l'8ª, cioè questo qua è un problema che rimane. Beh, certo, come lei ha ben detto all'inizio, la grande partecipazione di persone e l'afflusso che abbiamo avuto in città anche dai paesi limitrofi. Perché venivano da fuori anche no? Dai paesi limitrofi, certo ha messo a dura prova la Polizia Municipale, però devo dire che è un dispositivo, quello della Polizia Municipale, che risponde comunque bene alle esigenze di sicurezza. Chiaro, ci possono essere dei momenti anche di intenso traffico, però posso testimoniare che loro hanno fatto un grosso lavoro, un grosso impegno sul territorio. Sì, anche nonostante il fatto che non siano organici notevolmente ridotti, ne parliamo con il sindaco molto devo dire spesso. che le pattuglie c'erano, cioè nel senso, in questa circostanza non abbiamo apprezzato un disimpegno o una giustificazione, non ci siamo perché siamo pochi, non è così. La Polizia Municipale è presente, così come tutte le altre forze di polizia, Polizia di Stato, Arma Carabinieri, Guardia di Finanza e anche il Corpo Forestale Regionale che ieri ci ha dato una mano. Bene, allora noi vi auguriamo naturalmente di proseguire il vostro lavoro e ancora qualche suggerimento che vuole dare ai cittadini quando trovano situazioni di difficoltà, di problemi, di incertezza? Ma i cittadini, sicuramente oggi il Vescovo nelle pagine della Sicilia... Uno certe volte dice, ma che faccio, chiamo? Mi sembra una cosa... Ha sollecitato il senso di responsabilità, intanto, ecco. Il senso di responsabilità. E poi è chiaro che noi non sottovalutiamo nessuna chiamata, cioè il cittadino non deve porsi appunto la domanda se vale la pena chiamare o non chiamare, o se faccio brutta figura, o se vengo sottovalutato oppure dileggiato magari, non è così. Non è così? No, non è così. Noi accogliamo qualunque richiesta da parte del cittadino con la dovuta interlocuzione, abbiamo operatori professionisti preparati per garantire un colloquio serio e che risponda alle esigenze del cittadino qualunque esse siano. In modo che uno può verificare già nel colloquio telefonico se la consistenza di quello di cui si sta parlando. Benissimo, grazie ancora, complimenti per il vostro lavoro. Grazie. Grazie per quello che fate per noi. Adesso ci fermiamo, breve pausa, poi parleremo della crisi dei negozi che un po' attraversa tutte le regioni ma anche la Sicilia. State con noi, tra poco, buongiorno Sicilia. Grazie. Buongiorno Sicilia, il nostro ospite è Salvo Politino che è presidente dell'Asso Esercenti Sicilia. Dobbiamo parlare della crisi dei negozi nella nostra regione, che poi è una crisi generale, non riguarda soltanto la Sicilia. Tuttavia, per quanto riguarda la nostra regione, le cifre sono importanti. Fra il 2012 e il 2023, quanti negozi hanno chiuso? Parecchie migliaia. Il report nostro che abbiamo dato a dicembre del 2023 parla in maniera molto chiara. La Sicilia ha un saldo negativo di 3.421 unità. Abbiamo 22.270 iscrizioni e 25.691 cessazioni. È equamente divisa questa cosa oppure ci sono province? Catania, Siracusa, Messina sono quelle insomma, che hanno il più alto tasso di negatività tra natalità e mortalità Catania, delle imprese. Siracusa e Messina? Sì. E poi per settore purtroppo il problema è che nel commercio abbiamo circa 20 imprese al giorno che chiudono. Quindi questo ci fa ampiamente riflettere. Che tipo di imprese sono queste che chiudono? Ma soprattutto abbiamo quello dell'abbigliamento, ma è una diretta conseguenza di uno shock che le imprese hanno dovuto subire dalla pandemia in poi. Va fatta un'analisi molto complessa, nel senso abbiamo avuto la pandemia, la restrizione, la guerra in Ucraina, il costo dell'aumento delle materie prime e dell'energia e non per ultimo, diciamo per importanza, la politica di revisione dei tassi da parte della BCE, che ha notevolmente inciso sui bilanci aziendali. Quindi... Però c'è certamente un ruolo che svolgono
direi negativo da questo punto di vista è sicuramente il commercio online e i grandi centri commerciali, o sbaglio? Allora, parlando dei centri commerciali, purtroppo Catania è una delle città che ha la più alta percentuale di centri commerciali in Europa. Queste sono frutto di politiche sbagliate che in passato sono state adottate e di cui oggi piangiamo ancora le conseguenze. Cioè, che tipo di errore è stato commesso? Quello di far aprire fin troppi centri commerciali senza salvaguardare l'esercizio di vicinato. A questo vorrei aggiungere che nei giorni scorsi c'è stata da parte della Regione una decisione del tutto contestabile, che è quella di ampliare la superficie degli esercizi di vicinato, che significa che la superficie di vendita degli esercizi di vicinato, cioè significa che a Catania, mentre era prevista una superficie massima di 200 metri, oggi si passa a 750 metri quadri. E questo lo ha deciso la Regione? La Regione lo ha deciso senza consultare le associazioni di categoria e quindi di fatto andando ulteriormente a massacrare gli esercizi, i piccoli. Perché immaginate voi che una grande superficie da 750 metri che apre a Catania intesa come esercizio di vicinato a discapito del piccolo esercente nel centro storico, e questo va in fortissima contraddizione con quella che è la risoluzione del 19 gennaio dell'Unione Europea, che in qualche modo imponeva di tutelare e salvaguardare gli esercizi di vicinato. L'Europa questo prevede? Assolutamente sì, richiede? Richiede questo, di mettere in campo tutta una serie di strumenti e agevolazioni a favore delle piccole imprese commerciali, quindi degli esercizi di vicinato, per salvaguardare il centro storico, nella consapevolezza che oggi il commercio ha un valore fondamentale. C'è una componente di sviluppo sociale e economico, di inclusione sociale anche dei cittadini, di decoro urbano. Purtroppo questo, attraverso questo provvedimento emanato dalla Regione, noi abbiamo una fortissima preoccupazione su quello che potrebbe succedere. Però un momento, mi lasci dire questo, cresce il turismo, grazie al cielo, e crescendo il turismo crescono bar, ristoranti, alberghi. Io qua leggo Nel report di tempo Union più recente quasi 1000, vero? Assolutamente sì, il turismo, inevitabilmente dopo la pandemia ci si aspettava una crescita del settore ricettivo ma anche del settore della ristorazione. Il commercio purtroppo paga le conseguenze di un periodo, di uno shock che inizia dalla pandemia e che ancora oggi sta continuando. Cioè fondamentalmente oggi l'impresa risente dell'online, che a causa della pandemia oggi ha una fetta di mercato che va dall'11 al 12% e che si prevede entro il 2030 arriverà al 16%. Caspita, ma voi ritenete responsabile la pandemia? Non è una comodità che La pandemia ha accelerato. Ha accelerato. Però è un fenomeno che... È un fenomeno che io avanti, dico, no? Però bisogna che vi siano delle contromisure, quantomeno creare un quadro normativo di equilibrio tra forme di distribuzione tradizionale ed e-commerce. Questo è importante. Una legge? Assolutamente sì, cioè creare le stesse condizioni tra l'online e la distribuzione tradizionale potrebbe servire quantomeno a stabilire delle regole chiare. E che tipo di articoli prevederebbe questa legge? Cioè, allora, che vuol dire? Le assunzioni, come vengono fatte, come viene fatta la consegna, quali tipologie di contratti vengono applicati. Questo è quello che è importante ed è fondamentale capire. Cioè non è pensabile che si va a chiedere a un esercente di applicare oggi il contratto collettivo nazionale del lavoro e delle organizzazioni maggiormente e comparativamente più rappresentative. Giusto che ci sia, ma andiamo a controllare anche quello che succede nell'online. Non è che questo significherebbe un po', come dire, restringere le libertà di impresa? Ma io non credo, perché noi siamo sempre stati d'accordo per la libertà associativa e questo è giusto, però quantomeno dico, inserire le regole chiare per tutti è di fondamentale importanza. Perché loro, quelle online non sono dentro... Assolutamente no. Assolutamente no, noi vediamo dei siti, l'e-commerce, la consegna come cosa diversa, e se io ho un esercizio di vicinato già esistente e vado ad usufruire di una piattaforma e-commerce, ma comunque rispetto alle regole. Ma se faccio solo e-commerce bisogna capire come lo faccio, dove ho sede. Che non si sa. Non si sa. Cioè, considerate voi che uno dei settori che oggi è maggiormente a rischio è quello dell'abbigliamento. Ormai la gente acquista solo online sull'abbigliamento, la pandemia ha accelerato. Allora, quale risposta potrebbe dare l'esercente? Soprattutto io direi quale risposta può dare la politica. Naturalmente partiamo da un concetto, oggi fare impresa non è più frutto dell'improvvisazione. D'accordo. Questo... Manca la cultura d'impresa, allora una serie di incentivi da parte della politica. Questo non è colpa della rete, non è colpa del web. Assolutamente. Dico, creare però
degli incentivi a supporto della formazione culturale delle imprese da parte della politica potrebbe essere utile. E perché no? Se lo abbiamo visto nei giorni scorsi con gli agricoltori che hanno ottenuto una riduzione dell'IRPEF, perché non poter prevedere una fiscalità di vantaggio per quelle imprese di vicinato che abbiano volume d'affari inferiore ai 400.000 euro? Ah, questa è già una richiesta vostra? Assolutamente sì. Ma per la regione o a livello No, nazionale? a livello nazionale. Questa potrebbe essere una fiscalità di vantaggio per quelle imprese che hanno un fatturato inferiore a 400.000 euro per dare anche un segnale di apertura. Questo è come Asso Esercenti? Asso Esercenti, assolutamente. Prevedete già di... Siamo stati già sentiti in audizione. Ecco. Quindi noi stiamo cercando quantomeno di portare a casa qualche piccolo risultato, poi naturalmente, ripeto, il concetto di impresa è totalmente cambiato. Non è più un passaggio generazionale obbligato che si faceva da padre in figlio, ma è sicuramente un percorso formativo che deve consentire all'aspirante imprenditore di comprendere se quell'idea imprenditoriale può essere supportata da uno strumento finanziario e se effettivamente c'è una cultura d'impresa. Detto questo, aggiungo un'altra cosa: i bandi che dalla Regione sono stati emanati nei giorni scorsi, molta confusione. Cioè? Un bando emanato dalla Regione a favore delle imprese siciliane doveva distinguere le imprese già esistenti dallo start-up, invece la misura riguarda tutti, ma in realtà... E che prevede? Prevedono sulla carta, quindi sul bando, prevedono interventi a fondo perduto del 90%. La gente si è convinta che poteva pigliare il contributo in conto capitale, ma in realtà non è così, perché il contributo in conto capitale presuppone un apporto di mezzi propri da parte dell'aspirante imprenditore notevole, e quindi chi non ha mezzi propri non può far fronte, non accederà mai a quelle risorse. Sapete, noi abbiamo fatto delle simulazioni: quante pratiche verranno ammesse con quella dote finanziaria a Catania? 28. Su? 28. 28 in tutto? 28 in tutto, solo a Catania. Quindi, come si può pensare di fare un ballo? Bisogna distinguere l'aspirante imprenditore, lo start-up di impresa dall'impresa già esistente. Considerate un'altra cosa, di cui nessuno sta parlando, ma che stiamo già toccando con mano. Sono arrivate una serie di misure e di aiuti durante la pandemia. È stato previsto un periodo di preammortamento, ovvero 24 mesi non si pagavano le rate, ma solo la quota interessi, che era pari a zero. Ma nessuno ha preventivato che dopo la pandemia sono subentrate altre variabili negative come la guerra, quindi oggi le imprese si ritrovano a dover rimborsare qualcosa senza avere più quella sostenibilità finanziaria. Allora cosa chiediamo alla Regione? Un ulteriore allungamento del preammortamento per dare la possibilità alle imprese di acquisire quella sostenibilità finanziaria, che non è manca perché le imprese non vogliono averla, ma per una serie di episodi di variabili negative che si sono avvicendate e che hanno portato l'imprenditore a soffrire, a subire uno shock mai visto negli ultimi anni. Tutto questo è abbastanza chiaro. Per chiudere le faccio una domanda provocatoria: tutte le vostre richieste, sia a livello nazionale, che lei ha elencato in modo molto chiaro, che a livello regionale, non è che vogliono in qualche modo ostacolare l'inevitabile progresso, l'inevitabile evoluzione anche dal punto di vista così, diciamo così, dell'esercizio commerciale? Assolutamente no. Io parto sempre da un presupposto: qualunque tipo di evoluzione, anche di natura tecnologica, perché di questo va gestita con delle regole chiare per dare opportunità a tutti, ma le opportunità devono essere affiancate da regole chiare ed uguali per tutti. Quindi alla Regione chiederete una cosa, la prima? La prima cosa che chiediamo è un ulteriore allungamento del preammortamento dei tassi sui mutui che sono stati fatti, una fiscalità di vantaggio anche a livello regionale per le imprese che hanno gli esercizi di vicinato con fatturato inferiore ai 400.000 euro, degli sgravi fiscali e previdenziali per le imprese che assumono, che trasformano i contratti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, e soprattutto una misura urgente per il caro mutui. È stata fatta per le famiglie, ma deve necessariamente essere fatta per le imprese. E a livello nazionale abbiamo detto? A livello nazionale continueremo a insistere sul discorso che riguarda una fiscalità di vantaggio sempre per quelle imprese che hanno fatturato inferiore ai 400.000 euro, ed è importante, che è la misura che in questo momento serve di più alle imprese. Ci fermiamo qui, come dire, in bocca al lupo naturalmente, vedremo quale sarà l'evoluzione. Ringraziamo Salvo Politino, presidente di Asso Esercenti Sicilia, che ci ha fatto capire le ragioni per le quali, come dire, diciamo, senza voler essere troppo negativi, muoiono, chiudono 7.000 negozi in così poco tempo e quali sono i provvedimenti che loro ritengono necessari per una controtendenza. Adesso facciamo una pausa e dopo ci occuperemo
purtroppo dell'attualità più stretta, quella di Altavilla Milicia. Grazie ancora. Grazie a voi. L'orrore di Altavilla Milicia, si apprendono sempre nuovi particolari che non fanno altro che turbarci, farci chiedere come è stato possibile una cosa così tremenda. Cerchiamo di capire un po' meglio l'origine, che diavolo succede da quelle parti. Diavolo non è una parola casuale, con la dottoressa Lorita Tinelli, che è presidente e fondatrice del CESAP, il Centro Studi Abusi Psicologici. Buongiorno e benvenuta. Dicevamo sempre nuovi particolari, un massacro. Adesso siamo in attesa dell'autopsia che ci dovrebbe confermare questo dato, ma sembra chiaro che si sia trattato di un massacro durato 3 giorni, con i responsabili che insistono e che dicono ma noi volevamo fare del bene, neanche si sono minimamente resi conto dell'orrore che hanno commesso, e con i 2 complici, altro elemento, dottoressa, che si erano trasferiti qualche giorno prima, in vista di questo massacro, nella villetta, chiamiamola così, dell'orrore. Ma come possono capitare cose del genere, dottoressa Tinelli? Beh, sono cose che purtroppo avvengono in un clima di fanatismo generale. In questo caso però devo fare una sottolineatura fondamentale: non è una setta satanica, come ho letto in diversi giornali, su giornali, media e quant'altro. Non siamo di fronte a un gruppo satanico. I gruppi satanici inneggiano a Satana e non lo cacciano, non tentano di liberare la gente dall'influenza satanica. Parliamo di un gruppo un piccolo gruppo che si è staccato da una chiesa evangelica, che di per sé, non dico tutte le chiese evangeliche, ma c'è una tendenza ad avere dei pastori che si autoproclamano, che non hanno alcuna formazione, che credono di possedere il potere della guarigione, ecco, il potere di cacciare i demoni. Sì. E Vabbè, ma adesso, dottoressa, lasciamo stare le altre chiese, non credo che non c'entrino nulla caso, con questa vicenda. Ormai è chiaro che qui altro che setta satanica, era gente che pensava di combattere Satana. Il fratello dell'assassino ha detto: mio fratello deve pagare, non dite che è pazzo, deve rispondere di quello che ha fatto. Allora, dicevamo i particolari che man mano si vanno apprendendo. La donna, la mamma, forse uccisa giovedì e bruciata il sabato, quindi per 3 giorni che rimane lì il corpo, i ragazzini che non andavano a scuola da alcuni giorni, come dire, mettendo in allarme anche la scuola stessa, dicendo ma come mai questi sono bravi ragazzi, sono bravi studenti e così via. C'era cioè tutta una procedura di preparazione che ovviamente erano dei segnali che nessuno di noi avrebbe potuto cogliere, ma che in realtà erano segnali di preparazione del massacro. Beh, sicuramente ci sono stati dei segnali. Io ho ascoltato delle interviste di parenti e vicini di casa che sostenevano che questo signore mostrava un fanatismo eccessivo rispetto a tematiche di natura religiosa e che parlava spesso di demoni, quindi già questo poteva essere un segnale di un'ossessione e di un delirio mistico, insieme all'isolamento dal mondo, perché appunto questa coppia si è trasferita in casa e hanno programmato evidentemente attraverso momenti di preghiera, hanno programmato questo esorcismo che doveva in qualche modo annientare il demone. E poi c'è il mistero della figlia di questa ragazza risparmiata dal padre, e non si capisce ancora se sia una vittima anche lei o una complice, trovata sotto shock, seduta sul letto dopo 3 giorni, ma non ha dato l'allarme.
Sicuramente gli inquirenti faranno il loro lavoro nel cercare di comprendere che cosa sia realmente successo anche a questa ragazza, però sotto shock lo credo, evidentemente ha partecipato e ha visto delle cose che insomma sarebbe meglio non vedere mai, e una ragazzina di quell'età sicuramente sarà stata fortemente turbata ed è un trauma che si porterà evidentemente per tutta la vita, ma ripeto, c'è evidentemente un fanatismo che era avanti da tantissimo tempo e probabilmente ha coinvolto anche i ragazzi che hanno creduto a tutta questa situazione che potesse essere salvifica. Teniamo conto che chi agiva era il padre, quindi non una figura esterna. Certo, una figura che ha chiaramente un ruolo importantissimo presso i figli, il quale però a sua volta, a quanto risulta, fino a questo momento pare fosse fomentato da questa coppia che poi è stata arrestata e che ha gli stessi capi d'accusa di pluriomicidio e sottrazione di cadaveri. Allora, ho letto, dottoressa, psicologi, colleghi suoi che dicono all'origine di questo orrore che mai avremmo potuto immaginare una deriva di follia, quindi diciamo le parole come stanno, gente che è fuori di testa, ecco, lo diciamo un po' volgarmente, lasciamo stare la religiosità o non religiosità che sono cose serie, ma gente fuori di testa, ho letto, con questa deriva psicotica, come dite voi esperti, cioè di follia, accelerata da social, perché abbiamo visto paginate e paginate intere di tutte queste cose, e dalla crisi economica, perché erano anche in difficoltà ed erano isolati. Lei condivide un po' questo tipo di analisi che è stata fatta da colleghi suoi? Assolutamente la condivido perché le dinamiche sono proprio quelle, quindi la religiosità, la fede è diventato un'idea ossessiva che ha generato, magari appunto si è incastrata su una situazione già patologica, già non serena. Io ho letto che c'erano problematiche familiari, problematiche economiche e questo fanatismo con il delirio mistico che ha generato ha portato poi a una situazione di questo genere, che non è un caso isolato rispetto a molti altri. Io e veniamo fatto... a questo punto, dottoressa, appunto, pare che ci siano tantissime sette in quello stesso territorio, ci siano tantissime sette in quello stesso, e in Italia ci sono oltre 500 sette in Italia di natura Sarebbero, credo, molto di più. Lei crede molto di più, vede? Io credo che siano molte di più, almeno rispetto a quelle che sono le richieste di aiuto che pervengono al nostro centro, perché sono veramente tante. Di natura prevalentemente, fra virgolette, religiosa, cioè in cui, diciamo, prende piede questo aspetto religioso, come per dire, alla fine poi è questa forma di cosiddetta religiosità che affascina i più deboli di mente. Non parliamo di persone deboli di mente. Io ho potuto verificare nei tanti anni che mi occupo di questo fenomeno che anche persone plurilaureate hanno aderito a questo genere di realtà. Si tratta di fragilità. Ognuno di noi nella nostra vita ha vissuto o vivrà o vive momenti di fragilità economica, affettiva, di appartenenza, o magari ha voglia di avere delle risposte chiare e facili a bisogni di natura esistenziale, ed è qui che in qualche modo si muove per la ricerca. Teniamo anche conto che col Covid e con tutto quello che abbiamo vissuto, un momento di incertezza generale, l'aumento della domanda e dell'offerta c'è stata, insomma, il nostro operare prevalentemente su internet, fra lezioni a scuola, tutto quanto, la nostra vita si è riversata un po' su internet, e quindi questi santoni, questi guru, dispensatori di verità assolute ci sono arrivati in casa quando non avevamo difese, quando eravamo in un ambiente domestico e quindi rilassato. Ecco perché il fenomeno è molto più ampio rispetto a quei numeri che lei ha citato. Ho capito, infatti, tanto è vero che vengono fuori anche ricerche che mettono in evidenza che ci sono organizzazioni, chiamiamole sette,
che si occupano non tanto di religione ma di benessere, no? Questa è la soluzione, ci diamo noi il modo per stare Le bene. cosiddette sette del potenziale umano. E spillando anche denaro, per esempio quelli che dicono ai più giovani ti indichiamo la strada per fare i soldi, per diventare miliardari e andartene a Dubai a passare le vacanze con dei corsi addirittura per diventare miliardari, cioè gente che ci casca. Mentre però, un momento dottoressa, gli esorcisti buoni, quelli veri, stanno protestando, stanno dicendo calma un attimo, noi siamo persone serie. Beh, certo, insomma, voglio dire, per quanto sia sempre un ambito molto difficile insomma, inserito all'interno di una religiosità, appunto, ci si crede per fede, insomma, anche quello è chiaro, insomma, chi è preparato, chi è nominato, chi si ribella rispetto a chi non lo è, e quindi... Insomma, mi rendo conto che insomma, anche l'esorcismo può suscitare tante perplessità. Ecco, per chi non ha fede in questo cammino. Il suggerimento che lei dà quando noi avvertiamo qua o là da parte di qualcuno, o della nostra famiglia, o dei conoscenti, o dei vicini di casa, o che ne sentiamo parlare, qual è il suggerimento, dottoressa Tinelli? Beh, guarda, allora, intanto per i vicini di casa è difficile intervenire, è più facile in qualche modo osservare un nostro caro, un nostro parente. Quando ci rendiamo conto che un figlio, un fratello, una sorella, un marito, una moglie iniziano a parlare sempre dello stesso argomento, sembrano quasi aver incontrato una verità assoluta, essere illuminati, essere all'interno di una realtà superiore, beh, dobbiamo un po' allarmarci, soprattutto se diventa l'unico argomento e se hanno un atteggiamento tipico di chi va a reclutare altri, e soprattutto se dopo si isola e inizia a staccarsi dal contesto relazionale e ambientale precedente. Questi sono i segnali più evidenti che c'è qualcosa che non va e che il nostro caro appunto ha aderito a una realtà radicale e totalizzante. Su cui bisogna intervenire, quindi bisogna cercare allora, l'unica possibilità è quella di mantenere il dialogo, non attaccare frontalmente la sua ideologia e il gruppo a cui sta aderendo, ma mantenere il dialogo, perché i gruppi settari, i leader dei gruppi settari tendono a isolare, a staccare, perché così la persona diventa più fragile e vulnerabile, più facilmente abbordabile e quindi più facilmente da coinvolgere. Quindi mantenere sempre un dialogo aperto, non dare mai denaro, perché anche questo è un consiglio che io do a tutti i genitori, non finanziare il gruppo, mantenere un dialogo e soprattutto chiedere aiuto ai professionisti che da anni si occupano di questo argomento, che possono in qualche modo aiutare, dare dei suggerimenti sul modo di comunicare, su come in qualche modo tentare di agganciare positivamente la persona e riportarla in qualche modo alla vita fuori dal gruppo. Grazie dottoressa, ci fermiamo provvisoriamente qui, sono consigli molto importanti e molto utili, anche se dentro di noi rimane, come dire, il turbamento per cose che ci sembravano incredibili, inimmaginabili, che invece abbiamo visto essere capitate ad Altavilla Milice. Adesso pausa, ci rassereniamo, è il momento dell'almanacco. Prima dell'avvento di farmaci specifici per le allergie al polline, alcune abitudini della saggezza popolare si sono rivelate un valido aiuto. Un rimedio naturale che può essere utilizzato in questi casi è la radice di liquirizia. Masticare un rametto di liquirizia durante la giornata può aiutare a modulare in maniera equilibrata le risposte immunitarie e a ridurre l'azione delle istamine, responsabili della reazione allergica del nostro organismo. Avete mai notato quell'odore caratteristico quando entrate in palestra? Non è solo sudore di chi si allena, c'è molto di più dietro quella che viene definita la puzza da palestra. Ricerche scientifiche hanno dimostrato che gli atleti emettono nell'aria 5 volte più sostanze chimiche rispetto a chi sta fermo.
non ci piove. Questo modo di dire di origine popolare, come la maggior parte delle espressioni che coinvolgono fenomeni atmosferici e calamità, descrive perfettamente l'idea di sicurezza e ineluttabilità di ciò che viene espresso. Se non ci piove vuol dire che ci si trova in un posto protetto e irraggiungibile da qualsiasi dubbio, no? Fino alla caccia degli investigatori a chi ha protetto in questi anni Messina Denaro, i carabinieri hanno arrestato Antonino Luppino e Vincenzo Luppino. Il cognome lo ricorderete, sono i figli dell'imprenditore di Campobello di Mazara Giovanni Luppino, che faceva da autista al capomafia e che con lui è finito in manette il 16 gennaio di un anno fa. Sono accusati questi due giovani di favoreggiamento e di procurata inosservanza di pene aggravate. L'inchiesta è stata coordinata dal procuratore di Palermo, come sempre De Lucia, con l'aggiunto Guido e con i pubblici ministeri De Leo e Padova. Vedremo nel corso della giornata gli sviluppi di questa storia. Adesso invece parliamo di tutt'altro e andiamo a disturbare e a interrompere il suo caffè prezioso al nostro Marco Amato con una tazzina oggi frufru proprio, mamma mia che bella. Sì. Eccoci, Buongiorno benvenuto. Michele, buongiorno Angelo, buongiorno Sicilia. Oggi fiori ancora, perché Fiori, sulla scia sanremese sono un addicted, lo sapete, e quindi qualche ultima considerazione su questo Sanremo dei record e anche un po' delle polemiche, ma la domanda nasce spontanea, visto che sapevamo tutti cosa accade, ovvero Amadeus dice Aurua al suo ben fatto per queste 5 edizioni di conduzione brillanti che ha fatto sul festival. Lo ha traghettato da un periodo pandemico fino a coinvolgere come non mai un giovane pubblico. E vediamo un po' allora, quindi la domanda qual è? Chi dopo di lui? Ebbene, mi sono divertito a fare un po' uno studio su quelli che potrebbero essere i candidati papabili, anche sulla base di alcuni rumors, come si dice in gergo, di probabili successori ad Amadeus. E quindi si è pensato a Bonolis, è un Gemelli, si è pensato al simpaticissimo Gerry Scotti, Leone. Si pensa anche alla signora Clerici, in quanto già è una Rai, anche lei, ma anche il signor Cattelan e il signor De Martino. E allora, qual è la tesi dell'astrologo? E vediamo se l'anno prossimo le stelle mi daranno ragione. Vediamo. Dunque, la signora Clerici è una Sagittario, Toro e Cattelan, mentre invece Bilancia e De Martino. E beh, allora sicuramente sarà un festival un po' più pluralistico, per cui il conduttore non sarà un ruolo totalmente centralizzato. La vedrei però benissimo, vince il Bilancia, vince il signor De Martino, e in bocca al lupo, e vediamo, ma tra De Martino e Cattelan la vedrei come cosa. Bene, vedremo se ancora una volta l'astrologo di Tenna Sicilia avrà ragione sul suo adorato Sanremo. E ora parliamo un po' di stelle e allietiamoci un po' con una bella luna in Ariete, che dopo l'ingresso di Marte in Acquario, che crea un'azione assolutamente più dinamica e vivace, la luna in Ariete fa rinascere emotivamente i segni zodiacali, quindi nuovi inizi, voglia di superare, andare oltre ed andare avanti, voltare pagina, insomma. E quindi ottimo per i segni di fuoco Ariete, Leone e Sagittario, che hanno questa voglia di essere di nuovo sul pezzo, in pista, via, vecchi pensieri via, vecchi amori via, tutto nuovo, o comunque consolidare le certezze verso una nuova realtà. Marte invece protegge i segni d'aria, quindi le azioni propriamente dette, quindi Gemelli, Bilancia e Acquario, operano in maniera più fattiva, i Gemelli nelle relazioni, la Bilancia nella mediazione tra se stessa, la famiglia e i bisogni un po' costituzionali generali, che per adesso la Bilancia è bravissima ad assolvere. Acquario sempre più estroso, sempre più con voglia di fare, una maggiore creatività, e soprattutto l'Acquario sta portando, anche grazie all'aiuto di Plutone, verso una risoluzione tutte le cose che aveva in sospeso. L'aria è un elemento bellissimo intellettualmente, ma
è il meno concreto, quindi i difettucci di Gemelli Bilancia Acquario dipendono sempre molto dal fatto di essere delle belle menti, ma che spesso si applicano relativamente poco nel pratico. Quindi forza aria, Marte vi aiuterà a concretizzare. E andiamo a vedere come stanno i terra e gli acqua. Toro, Vergine e Capricorno sono tutti un po' impegnati in una settimana un po' più complicata, proprio perché più che altro loro subiscono l'azione. Quindi il Toro, che ha una quadratura con l'Acquario chiaramente rispetto a Marte, sta un po' trovando difficoltà, deve chiedere aiuto. È lecito comunque al Toro chiedere consiglio su tutta una serie di matasse da dipanare. Vergine, oberatissima, ma con la speranza crescente di un sentimento, proprio perché la Vergine sta cominciando a sentire nostalgia e voglia di farsi forte degli affetti consolidati, e perché è singolo delle novità che presuppongono una loro ritrovata disponibilità. Capricorno, e beh, quelli stanno benissimo, hanno avuto tantissimo dagli astri e ora stanno iniziando a costruire mattone in mattone dopo mattone le loro cattedrali, le loro architetture di grandezza. Quindi forza avanti tutto, Marte vi aiuterà anche a essere più pratici. I dolci e sensibili segni d'acqua. Cancro, il Cancro è decisamente più alleggerito perché tutti i pianeti dal Capricorno si stanno spostando in Acquario, quindi sono finite le opposizioni. Un Cancro quindi che si manifesta di più, è più libero, mentre invece ai Pesci succede di avere un momento di maggiore interiorizzazione, di maggiore emotività. Quindi scavano dentro se stessi e vogliono comunque proporre una strada nuova per se stessi, sia nel lavoro che nei sentimenti. Scorpione, sempre più sornione, creativo e divertito perché i pianeti in Acquario lo punzecchiano, ha delle piccole e grandi sfide che lo vedono comunque più ironico, divertente, ma molto più centrato sui sentimenti e sugli affetti. Questi giorni per lo Scorpione ci saranno delle sorprese molto positive che riguardano gli affetti. E detto questo, vi auguro una splendida mattinata. Anche a te e buon caffè, grazie per tutto quanto quello che hai detto. Adesso in chiusura noi facciamo gli auguri di buon compleanno a Robbie Williams, lo conoscete tutti, è nato il 13 febbraio del 74, cantautore e showman britannico, faceva parte dei Take That, vi ricordate, una delle boy band più famose degli anni 90, ha iniziato la carriera poi da solista nel 96, da allora poverino ha pubblicato 12 album in studio vendendo 80 milioni di dischi nel mondo da solista, eccolo qua. Tra le sue canzoni più note c'è naturalmente Angels, una ballata romantica che parla di angeli custodi che offrono protezione e amore, e nel 2005 questa canzone, in occasione dei Brit Awards, i premi, diciamo, gli Oscar britannici, è stata votata dal pubblico come una delle migliori canzoni degli ultimi 25 anni. Noi con Angels vi salutiamo, vi diamo appuntamento a domani, vi auguriamo buona giornata, buongiorno Sicilia. Robbie Williams. As in wait, does an angel contemplate my fate? And do they know the places where we go when we're grand old? 'Cause I've been told that salvation lets their wings unfold. So when I'm lying in my bed, thoughts running through my head, and I feel that love is dead, and through it, oh, she offers me protection, a lot of love and affection, whether I'm right or wrong, and down the waterfall, wherever it may take me, I know that life won't break me when I come to call. She won't forsake.